Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora vi confesso che scorrendo la rassegna stampa di oggi mi è sembrato di precipitare in un cortocircuito spazio-temporale, di essere travolto dalla relatività einsteiniana, afferrato da la vittoria di un'arcaica concezione ciclica del tempo rispetto alle nostre piccole certezze lineari. Morale, mi è sembrata la rassegna stampa del marzo 2020. Con lo spettro dominante della pandemia su tutto, compreso quisquiglie come l'imminente incontro tra i due uomini più potenti della Terra, la sconvolgente, sempre in aggiornamento e spaesante storia di Garlasco per chiunque tenga lo Stato di diritto nel nostro paese, figuriamoci le notizie politiche, la guerra in Iran, tutto trascolora a dettaglio. È sempre e comunque marzo 2020. Vado a leggervi per condividere questo sfasamento spazio-temporale giornalistico. Corriere della Sera, titolone di prima: virus, la catena dei contagi. Capite che di fronte alla catena dei contagi, cioè già il lessico, volente o nolente, trasmette inquietudine e il senso di un'emergenza che al momento non c'è. Crescono i casi positivi, grave una donna francese, 2 italiani in quarantena, quindi questa catena che c'è nel titolo, nel catenaccio, scusate il gioco di parole, assume le fattezze di una persona in Francia, 2 italiani in quarantena. Insomma, diciamo che la pandemia presume, immagino, qualche lievissimo coinvolgimento in più, ecco. I controlli dopo lo sbarco dei croceristi, la Casa Bianca, più difficile da contrarre rispetto al Covid. E qui vediamo una costante del mainstream, cioè citare la Casa Bianca l'ovvietà che hanno detto anche autorevoli scienziati, anche nostrani, e cioè che l'antivirus al momento, così come lo conosciamo, ha una contagiosità inferiore al Covid, però si inizia a nominare la Casa Bianca perché il cattivo è sempre quello. Repubblica, antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia. Ecco il piano per l'Italia, cioè c'è già un piano, non sappiamo se quinquennale o meno, ma quindi siamo già in uno stato d'eccezione rispetto alla norma, per cui serve un piano, questo ci stanno dicendo. Positivi altri 2 passeggeri della nave focolaio. Trump, rieccolo, la diffusione non è facile, maledetto Trump che non ammette ancora l'emergenza che non c'è. La circolare del Ministero, quarantena fiduciaria di 6 settimane per contatti stretti, e fioccano, come vedete, anche le guide con i provvedimenti e i divieti che mandano sempre in solluchero le firme del giornalismo nostrano. Quotidiano Nazionale, titolone anch'esso di prima: 2 italiani in quarantena, le misure contro l'antivirus. 2 italiani, 2, cioè, non stai dicendo 2 decine, 2 italiani in quarantena. La circolare del Ministero: rischio basso ma cautela, contagiati in isolamento per 6 settimane. La nave Ondius sbarca tutti alle Canarie e si dirige in Olanda. Il professor Vaia: il vaccino non serve. Ci si pone già il problema del vaccino per l'antivirus. Lo stesso giornale apre il giornale di oggi: contagi e vaccini, torna la paura. No, ma perché non, come dire, non diamo come notizia scontata che sta tornando la paura, via, quantomeno proviamo a contemplare una razionalità di fronte a 2 italiani in quarantena. Infatti poi il catenaccio dice: il ministro Schillaci, in Italia nessun pericolo. Allora ecco, come dire, evitiamo di amplificarla questa benedetta paura. In giro poi sui giornali trovate appunto riportata la frase di Trump che tende a tranquillizzare. E poi c'è il parallelo ritorno, vi mancava, non lo so, delle virostar, dei virologi ad alto impatto mediatico, che in queste ore stanno dicendo la loro, ci stanno già dando istruzioni su come vivere le nostre giornate, cosa fare, e tutti
scomodano un atteggiamento, a loro giudizio, dell'amministrazione Trump che sminuisce, o addirittura alcuni parlano già di negazionismo dell'amministrazione americana. Bassetti e Burione, ovviamente, B&B sono i due più attivi. Ecco, a costoro vorremmo banalmente ricordare che allo scoppio della pandemia Covid, l'amministrazione Trump, allora primo mandato, approvò il maxi piano Warp Speed, un mega programma di investimento federale nella ricerca di oltre 10 miliardi di dollari, quindi una irruzione in questo caso della mano pubblica, perché in una situazione di emergenza a favore del settore della ricerca, questo fiume di dollari assicurò, tra le altre cose, la produzione a tempo di record dei vaccini Pfizer e Moderna, che i virologi giustamente consigliavano a gran voce. Li abbiamo ottenuti grazie al capitalismo nordamericano spinto dalla leva azionata dall'allora amministrazione Trump. Al massimo a edulcorare, sminuire, insabbiare il Covid fu il regime comunista cinese. Poi, ovvio, l'amministrazione Trump non fece precipitare la più grande democrazia del mondo nella follia del lockdown come ideologia. Non vorremmo che fosse questo che manca, lor signori, alle grandi penne, ai giornaloni che oggi titolano sull'emergenza del virus e dei 2 italiani in quarantena. Se a tutti costoro a mancare è l'ideologia del lockdown, beh sì, allora obiettivamente torna la paura, ma non per il virus, o meglio, per il virus dell'ideologia. Grazie a tutti, vi aspetto.